Sono fuori! Buonasera a tutti, meraviglioso pubblico di Sardegna Incanta, un'altra serata unica nel suo genere per la tradizione e la cultura. Vedo gente che nel pubblico riflette molto la cultura e la tradizione della Sardegna e questo spirito che ci unisce, così come questa grande manifestazione che oggi andremo anche a vivere, in parte la cavalcata sarda di Quartuccio, un classico veramente della Sardegna, ma qui siamo venuti per la musica, la tradizione e il folklore, quello che ci interessa di più. Quello che vi chiedo infatti subito in apertura è un grande applauso per un artista incredibile. Lui arriva dalla Barbaggia esattamente come me, lui signori è Gigi Sanna, eccolo qui, un bel applauso. Corre, corre, povero tu, Grande Gigi. pesa esplosione quintale, per canzone skin perché tu non ti poter manicare. Bellissimo. Birra! Salute, salute a tutti, salute. Gigi, è Salute. meraviglioso aprire queste puntate con te, anche qui con la tua musica per scaldare. Cadono degli oggetti, attenzione, è un po' così. Per scaldare, Gigi, permettimi il nostro cuore con la tua musica. Assolutamente. Non solo scaldare il cuore, scusami, un attimo, a scaldare anche il fegato, perché grazie a questo, grazie alla birra. Vedo che il pubblico è preparatissimo. preparatissimo, è preparatissimo. Pubblico di Sardegna Incanta, bellissimo. Ma permettimi, nel frattempo che si apparecchia qui come di tradizione in Sardegna, di introdurre un artista che ha fatto della musica la sua ragione di vita. Gigi, seguimi in questo mio discorso, vedo che sei molto interessato. Un artista che veramente ci ha illuminato con le sue canzoni, con le sue storie, con tutto quello che ha fatto, veramente molto molto noto dappertutto. Adesso lo presentiamo, leggo perché non mi ricordo chi è. Lui è Franco Madau. Un bel applauso, signori. Bravo, bravo. Allora, Gian Giorgio, allora benvenuto. Franco. Benvenuto Luca. Benvenuto Luca. Allora, tu che hai una tradizione ormai di secoli e secoli, devo dire tanti secoli che ci accompagni con la tua musica. Secoli se esagerenti, però. Comunque io oggi sono venuto qua e ho portato proprio una canzone dedicata proprio a te, la voglio dedicare. Come si intitola questa canzone? La canzone si chiama Ta Rogu. Che bello, Ta Rogu. No, ma vedi, una metafora, pensate, rogu, esattamente come fuoco, come passione, come io che scaldo l'animo e il cuore dei sardi. No, dissesi proprio sbaglienti. Tappano Ta Rogu, nel senso che da Rogu sa conca si torna a sbagliare su nome. Ironia, schiettezza, sincerità, dritto per dritto in questa sua grande uscita. Gigi, cosa pensi di questo artista? Ma io vorrei dire una cosa, che il ragazzo mi ha ispirato, perché ogni anno a Badamanna organizziamo il presepe vivente e il ragazzo, se vuole, può scegliere il suo personaggio perché è adatto per fare il nostro presepe. Allora, ne suggerisco una io, il Re Maggio, per esempio. No, il ragazzo può fare o il bue o l'asinello. Dici? No, quello tu fai Baburu, tu fai. Il Re Maggio, se permetti, lo faccio io, sì, perché ogni anno nel nostro presepe porto oro, incenso e birra. Bellissimo. E non ti dico, l'anno scorso a Badamanna abbiamo fatto la rappresentazione dell'ultima cena, soltanto che l'indomani abbiamo dovuto sparare all'ardo quello che ha fatto Giuda. Perché è un traditore? Ben No, fatto. perché se n'è andato senza pagare il conto. Ecco, Birra! Bellissimo, ma permettetemi, e accoglietela appena entra con un grande applauso, di cambiare un attimino il registro del programma e introdurre una donna, una grande donna. No, devo cantare, mi Deve cantare, attenzione, ha ragione, perché ogni volta mi fai sì. Alberto giustamente reclama il diritto di cantare. Franco, Luigi, lo so, non ripeterlo. Benissimo, sentiamo la canzone perché abbiamo saltato. Allora, Luigi, vai.
Bellissima, bravo, che bravo, bella, bravo, bella. E per questo Fermi. si mangia. Bravo, Fermi. bravo, bravo. Questa versione estesa, anche un po' più lunga, avete avuto pazienza perché le note ci hanno veramente accompagnato. Complimenti Gian Claudio. Matta Gian Claudio, Franco, non mi ha fatto manco per ribucca. Guarda, non c'è bisogno. Introduciamola subito, andiamo avanti. Una donna che spezza questa atmosfera tutta maschile. Introduciamo, lei arriva da Porto Cervo, è un'artista straordinaria, musica, tradizione e tante fotografie ai VIP di Porto Cervo. Un bel applauso per Giuseppina Murrigheddu, eccola bellissima, qui. Bellissima, brava. Che meraviglia. Cattiamo forte, bravissima, bellissima e bravissima. Bravissima. Gigi, fa finta di cogliere, però ecco qua. Allora, io non ho parole, guardate, un altro applauso perché è bella, bellissima. Giuseppina, subito una domanda: a chi ti ispiri per la tua musica? Perché questo ci interessa. A isso, a Pepino Marau. Franco, Franco! Per cortesia, non scandiamo gli animi, ci tiene. Tirali da casino. Ci tiene. Volevo brindare. Gianluigi ci tiene. Allora, non è finita. Andiamo a fare il finale con il botto subito. Lui ha varcato oceani, dico oceani. Infatti si sentirà anche un po' di odore di porto appena entra. Lui è un grandissimo artista, ma di quelli con la P maiuscola. E lui è un applauso grandissimo a Raimondo Aresti. Eccolo lì. Bravissimo, bravo. L'ospite finale. Eccolo lì. Meraviglioso. Bravissimo. Ecco, Gigi, però fa la fine. Raimondo, grazie innanzitutto di essere qui. Posso salutare Assolutamente gli amici sì. di Caserma. Gli amici di Caserma. Salutiamoli veloci. Allora, vai. Sergio, Filippo, Matteo, Tommaso, Eliseo, Pier Giorgio, Marco, Leopoldo, Maurizio, Silverio, Giosuè, Filiberto, Riccardo, Raimondo, Giuseppe, Conorio, Marcello, Tobio, Stacchi, Manfredo, Corrado, Gianfranco, Ruggero, Daniele, Gianmario. Basta così, va benissimo. Raimondo, sei venuto qua. Sai che a noi ci interessa la musica, la tradizione, la cultura. Io aprirei un momento più importante della tua apparizione con un brano della tradizione sarda, se sei d'accordo. Allora questo, sentiamolo, vai. Questo qua. E m'arragoda ancora bene. Bellissimo. Come chi vesti di moi, i soveraios in sagarretta e a Gossumeri in bicicletta. Bellissimo, solo Raimondo può fare questo. Bravissimo, vorrei dire una cosa a tutti e per tutti. Sono momenti unici. Bella canzone, allora, bella cagata. Allora abbiamo l'ospite Ma chi straordinario. è che t'ha rifatta questa canzone? Scusa, lo leggo da qui? È una canzone tua, Franco Madau. Complimenti. Non lo sapevo neanche io. Poco di scena. Allora, fermi, perché Raimondo ci regalerà un'ultima perla, ve lo dico subito. Quindi Raimondo, andiamo a chiudere in bellezza. Cosa ci presenti? Liscio. Col dente anche ci vuole. Sì. Amore, stammi vicino. Che bello. Insisti a me, baciami ancor di più. Dum 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 dum, la. Tu dai a me la felicità. Che bello. Che entusiasmo! Scusate, che entusiasmo! No, che allora entusiasmo, no, scusate, che entusiasmo, scusate. che entusiasmo. Cioè, voi ogni volta venite qua. Scusate un attimo, scusate, basta, questo è un programma comico, adesso basta, io mi sono stufato. Katia, ferma. Ha citato il piatto tipico della Sardegna, lo stufato. Ma pensate un po' che meraviglia. Bravissimo. Katia, Ho detto mi sono stufato, ma quale Katia è Katia, tu sei bravissima. Katia! Ti tieni a Katia, Ma chi no? è lei? Ma chi la conosce? E non mi conosci, Sammy? Ma chi è lei? Sei un Franco, Franco! Bellissimo. Se un giorno vedete un ragazzo vestito in velluto, berretto e scarponi, non vi preoccupate, è solo Boboreddu che cerca birra. Uscite fuori, Alla prossima per favore, settimana Sardegna in canta, grandissimo. Qualcuno che sei un Franco! Allora, qua ci sono dei residui di roba mai vista. Andiamo avanti con un'esclusiva di Fuori Onda perché quest'anno noi abbiamo